produzione di Canale Italia. Eccoci qua, buongiorno, 15 novembre 2021, ben alzati e ben sintonizzati, grazie per chi segue questo nostro programma mattutino che è fatto, lo sapete, di dialoghi tra noi e voi, come si suol dire, no? Mi permetto di essere scandalizzato, residente su un palazzo, oltre 500 persone non parlavano una parola di italiano. Chi controlla i CAF? Per la maggior parte il PD. Chi sono responsabili dell'Inps? I 5 Stelle. Ma secondo i due partiti citati sono i responsabili della truffa allo Stato, senza se e senza ma. Giovanni Dorigo, quello che mi scrive. E una cosa è certa comunque, i poliziotti stimolano, provocano i cittadini a fare casino. È così, Raffaele Padrone? Buongiorno direttore, buongiorno, no, assolutamente E non. come È no, così. io ho visto un infiltrato, questi che buttano sugli occhi alle povere donne che vanno in bici. Insomma. Direttore, mi sorprende una cosa, lei ha fatto vedere un filmato a inizio questa mattina di una polizia che non è italiana e c'è scritto dietro, c'è scritto polizai, non è una polizia italiana, direttore. La polizia italiana non si permette di fare queste cose. No, non si permette, però lancia, neanche volendo. Lancia l'acqua, guarda. Cosa c'è scritto? Ecco, noi piuttosto, vede queste scene, da noi non sarebbero, guardi, anche pugni. Da noi non sarebbe neanche permesso una cosa del genere, perché è vergognoso fare una cosa del genere. A questa signora, a quell'anziano, allora, non sono immagini di polizia italiana. È stato provocatorio, è vero, perché sapevo che tu saresti stata stamattina e quindi dico, là fanno questo, però a Trieste hanno usato... Sì, abbiamo usato... Allora, su Trieste bisogna fare un discorso che forse una trasmissione non ci basterebbe. Noi abbiamo delle piazze diverse, quello che è successo a Trieste non è successo a Pordenone, non è successo a Padova, non è successo in tante altre città d'Italia. Manca sicuramente in quelle piazze è mancato un'intelligence con i manifestanti. Digos di tante città si sono comportate e hanno avuto una possibilità di chiarimento con i manifestanti, quindi c'è stato una manifestazione che la Costituzione permette, pacifica, benissimo, e questo è quello che deve essere, perché la gente è stufa, la gente è stanca e noi purtroppo siamo lasciati soli, caro direttore. È vero. Siamo lasciati soli, il ministro ci ha aiutato quando l'altro giorno ha mandato una circolare ai prefetti e questori per dare la possibilità alla manifestazione che siano manifestazioni statiche e non siano manifestazioni di corteo. Questo è l'unica possibilità che noi abbiamo chiaramente anche nei confronti di commercianti, di poter garantire una manifestazione, ripeto, per chi dimostra contro o per i vaccini o i Green Pass, a noi poco interessa, ma diamo la possibilità anche ai commercianti di continuare la loro vita, perché se le manifestazioni prendono un andamento un po' strano, sapete e avete già visto cosa può succedere. Per quanto riguarda Trieste, direttore, io le dico senz'altro e senza se, senza ma, che lì alcuni erano i portuali che non hanno fatto il vaccino e la gente che lei vede arriva tutta da fuori Trieste. Questo
un leader che si è trovato leader senza capire cosa stava succedendo intorno a lui, e comunque la manifestazione con l'idrante, piuttosto di usare uno sfollagente, credo che sia stata l'unica maniera. Noi chiamiamo alleggerimento di questa situazione, è un attacco di alleggerimento. Non è giustificabile perché non stavano facendo nulla, erano pacifici. Direttore, però non è giustificabile. Abbiamo sentito anche allora il problema è uno, direttore, se le disposizioni sono quelle di non fare attraversare la linea le persone, è chiaro che la polizia non può e non deve fare passare nessuno. Se questo è piuttosto di caricare con manganelli, sfolagente, allontaniamo con l'acqua. È anche vero che c'è stato detto che qualcuno ha preso il virus perché la polizia gli ha buttato l'acqua, allora sa com'è, ci viene un po' da ridere. Si è arrivato l'acqua, si è arrivato l'acqua e che si sono hanno preso l'influenza, che non dicano Covid, si sono influenzati. Accusati sui giornali anche di questo. Quindi io credo che la situazione in Italia sia un po'. Allora Raffaele, Prego. voglio capire una cosa, perché ogni sabato, e anche non soltanto il sabato e domenica, continueranno perché il popolo è stanco. Ecco, è stanco. Perché voi poliziotti che siete pagati da noi non vi mettete con i cittadini? Direttore, quando è stato... Anche questa è una domanda provocatoria. No, ma ha fatto una domanda direi molto giusta e corretta. Pertinente. Pertinente, perché a Padova, proprio a Padova, il reparto mobile con due sigle sindacali, l'FSP, proprio la mia, e quella di un altro sindacato, del SAP, hanno fatto un sit-in, perché per noi non è concesso fare scioperi, un sit-in davanti al reparto mobile, perché 450 poliziotti sono del reparto, sono stufi, sono stanchi proprio per andare in piazza ogni sabato, ogni domenica, in più città d'Italia, perché il reparto mobile viene impiegato non solo a Padova ma in altre città del Triveneto, ma anche di fuori Triveneto, e si sono tolti il casco, hanno fatto un sit-in, e le dico anche questo, 130 di loro hanno già chiesto domanda di trasferimento perché non ne possono più. Credo che come ogni volta la polizia, direttore, deve fare da cuscinetto ai governi che si susseguono, perché di sicurezza poi non interessa niente a nessuno. Questa è la realtà. Non è solo questo governo, ce ne sono stati altri, per l'amor di Dio puntiamo il dito sul ministro. Però, ecco, qual è il giudizio vostro di poliziotti sul ministro Lamorgese? Un minuto e poi... Gliel'ho detto prima. Quando ha capito molto probabilmente che la situazione poteva prendere un'altra piega, degenerare, ha emanato una circolare l'altro giorno dicendo e imponendo che le manifestazioni siano svolte solo a carattere statico, e ha dato mandato chiaramente, come è sempre ai questori, di decidere se la manifestazione viene fatta o se la manifestazione deve essere annullata. Insomma, ha fatto il Ponzio Pilato, si è lavato le mani. Chiaro. Ha demandato ai prefetti e questori. Prefetti e questori si devono assumere la responsabilità. Viva il ministro, viva il ministro. Viva il ministro, viva l'Italia. Grazie Raffaele. Approfitto per fare gli auguri di Natale, se non ci sentiamo più. Ci sentiremo. Ai telespettatori e a lei e alla sua famiglia, al suo nipotino. Grazie direttore. Grazie nobile, grazie infinite. Grazie. 049 63 11 11 a vostra disposizione.